Mercoledì 12 aprile sono le 7 all'Hotel Cavallino di Faenza si ritrova BNI del capitolo faentino Maioliche, un appuntamento particolare fino alle 9:30 di oggi dove si presentano imprenditori e professionisti del territorio che interverranno come ospiti assieme ad alcune decine di membri BNI di altri capitoli italiani, in particolare Roma e Rimini, Assisi e Perugia, Milano e Vicenza. Un incontro intenso di poche ore in cui 170 imprenditori già iscritti potranno condividere il successo del marketing e del passaparola. Guido Picozzi, Executive Director, che cos'è BNI? BNI è la più grande organizzazione al mondo di scambio referenze. Si occupa di aumentare il volume d'affari dei membri che partecipano a questa organizzazione. Si occupa di passaparola, di referral marketing ed è ormai presente in tutta Italia, ha avuto una fase di crescita, oggi è in una fase di sviluppo esponenziale, è diventato poi virale e si occupa di aumentare l'economia di ogni territorio dove ci sono imprenditori, artigiani, professionisti che hanno voglia di fare. Per esteso cosa vuol dire l'acronimo BNI? Business Networking International. Noi facciamo diversamente le cose che normalmente facciamo tutti i giorni, cambiamo il modo di fare affari nel mondo. Quanti imprenditori oggi siete riusciti a radunare in questa zona e in parte venite da tutta Italia? Diciamo da questa zona questa mattina abbiamo circa 200 imprenditori riuniti, è una realtà di Faenza, quindi ce ne sono poi altrove, ce ne sono a Ravenna, ce ne sono in tutta la Romagna. Qui questa mattina in questo territorio mettiamo insieme a lavorare 200 imprese per cercare di muovere l'economia di questa realtà. Nel senso che ci si trova alle 7 per lavorare, non è un'attività nella quale si fa colazione insieme, è un'attività nella quale ci si mette a lavorare insieme. Quindi alle 7 cominciamo a mettere giù la testa, a lavorare in sinergia e quelle parole che rimangono spesso parole, fare rete, fare sistema, fare squadra, qua sono sistema, sono squadra, sono modo di stare insieme, non è per tutti. E per entrare in BNI come bisogna fare? Si presenta una domanda di candidatura, si fa un ragionamento, si ha voglia di far parte di questa squadra, lo si chiede di poter entrare. Un comitato dei membri esamina questa candidatura, fa un'intervista per vedere se le aspettative di questa azienda sono le aspettative della squadra, si cerca di far capire qual è la filosofia del nostro modo di stare insieme e una volta che questo è avvenuto la domanda è approvata e si comincia a lavorare. Il capitolo di Faenza è nato nel giugno del 2016, quindi meno di un anno. Ha notato che ci sono già stati importanti affari all'interno di questo capitolo? Sicuramente ci sono stati affari. La differenza sta in questi termini. In realtà gente che si ritrova insieme comunque in qualche modo crea una relazione che può portare a un affare. Qui la differenza è che noi passiamo da una fase aneddotica, cioè occasionale, a una fase come dire, costruita, nel senso che siamo qui per questo. E quindi evidentemente se già funziona in modo così occasionale, parlando con una vicina di casa o col vicino di ombrellone, figurati se mettiamo 200 imprenditori a parlare insieme di lavoro con un'unica finalità, quella del lavoro. Le esperienze del resto d'Italia e del mondo che lei conosce e che oggi riporta a Faenza, quali sono quelle più significative che racconterà nel corso della mattinata? Ma intanto che, per esempio, nel primo trimestre del 2017, quindi 1 gennaio 31 marzo, si sono aggregate in tutta Italia 1000 aziende. Sono tante 1000 aziende che si mettono a lavorare insieme in modo costruttivo. In tutto il mondo 200.000, in Italia ha già raggiunto, appunto come dicevo, un numero considerevole di circa 6.000 aziende consociate. Quale vantaggio ha BNI all'interno degli affari che si svolgono nella rete, fra gli imprenditori della rete? Beh, economico nessuno. Da questo punto di vista non ci sono provvisioni, commissioni o situazioni di questo genere. Noi forniamo un servizio, un metodo strutturato legato al passaparola e quello che ci interessa è portare ogni imprenditore a raggiungere i propri obiettivi. Gli imprenditori di questo territorio ci credono, fanno una rete particolare che è quella della BNI a Faenza, oltre 170-180 imprenditori questa mattina, una bella soddisfazione se c'è movimento. Sì, credo davvero che questo sia un modello interessante da sperimentare nel nostro territorio. So che ormai è radicato da una trentina d'anni in tutto il mondo, è arrivato da circa un anno e mezzo qui anche a Faenza e ho visto una bella risposta da parte dei professionisti e imprenditori locali. Un modello di referenze che mette in rete più che le imprese, gli imprenditori e i professionisti.
creando un legame che non è di competizione ma di cooperazione, e questa è una terra che la cooperazione ce l'ha nel sangue, e credo che questo modello possa trovare forti radici qui sul territorio. Gianluca Barlotti, insieme a Giovanni Fiamenghi, Stefano Celati, Raffaele Ambrosi, Emanuela Cantagalli ed Enzo Zauli, parlano oggi delle loro esperienze. Quale esperienza ha avuto? Beh, allora diciamo che innanzitutto io mi occupo di web, quindi tutto quello che poi le aziende normalmente curano poco, cioè non so, profilo Facebook, sito web aggiornato, visibilità su Google, che è molto importante, ma diciamo molte aziende non sono molto attente, quindi diciamo non sono ben rappresentate sul web rispetto a quello che fanno. Io perché mi sono, diciamo così, iscritto a BNI? Perché volevo innanzitutto conoscere degli imprenditori che alle 7 del mattino hanno comunque voglia di creare sinergia. Devo dire che questo tipo di incontro mi ha poi dato una serie di vantaggi. Il primo innanzitutto che, essendo referenziato da altri imprenditori, è molto più facile conoscere un cliente nuovo e arrivare decisamente subito al decisore. L'altra cosa ha fatto sì che in un periodo di tempo più breve sono riuscito ad incontrare più clienti, e quindi devo dire che io sono circa 6 mesi che sono all'interno di questo capitolo, e l'incidenza sul fatturato è aumentata abbastanza. Guardavo ieri sera, perché dovendo fare poi oggi un intervento, siamo circa sul 18-20% sui clienti nuovi, quindi per me BNI è stato un'ottima opportunità anche di guadagno, oltre che di conoscenza rispetto a imprenditori che sono nel territorio. Mi incuriosisce come voi 6 che farete un intervento in sala dovete stare circa dentro al minuto. Che cosa si dice in una platea di 200 persone in un minuto? Ma diciamo che fondamentalmente ogni azione di un imprenditore prevede un obiettivo, quindi diciamo il primo è sicuramente accorciare i tempi per arrivare ai decisori, il secondo far sì che questo tipo di incontri generino comunque un fatturato, perché logicamente siamo tutti imprenditori. Ecco, il passaparola è comunque, diciamo così, un'attività antica ma che comunque ha una grande importanza, voglio dire, quindi secondo me si generano contatti di valore che poi, avendo sinergie sul territorio, poi si sviluppano in fatturato. Tra questi contatti serve anche la qualità, lo sconto, che come funziona per far capire al cliente, in questo caso al collega di BNI, che conviene la sua azienda? Beh, allora innanzitutto c'è tutta un periodo dove le aziende si conoscono, perché io non potrò mai parlare bene, voglio dire, di un'altra azienda solo perché è dentro a BNI, cioè la devo conoscere, devo capire se è un'azienda che è seria, professionale, rispetta i patti, quindi da questo punto di vista ci si conosce inizialmente. Io mi ricordo quando sono entrato all'interno del capitolo, prima ho creato proprio tutta una serie di eventi, e sono previsti proprio dal percorso formativo di BNI, che sono proprio dei one to one, dove ogni imprenditore si incontra per circa un paio d'ore e scopre cosa fa l'altra azienda e che cosa può dare, soprattutto quali sono gli elementi distintivi, perché io poi quando giro col mio lavoro incontro persone, intercetto delle necessità e posso tranquillamente dare il nome degli altri imprenditori che sono all'interno del gruppo, perché conoscendoli so che comunque metto la mia faccia, ma la metto con una certa sicurezza, ecco, quindi direi che da quel punto di vista sono contatti di qualità che rispettano la promessa, perché secondo me rispetto al cliente bisogna sempre rispettare la promessa, confermare ciò che al cliente promettiamo, insomma. Marco Contarini è il nuovo presidente del capitolo Maioliche di BNI. Innanzitutto, che cos'è un capitolo? Un capitolo è una sede locale di BNI. BNI ha centinaia e centinaia di capitoli in tutto il mondo, ha un rilievo internazionale. A Faenza ci siamo incontrati, imprenditori professionisti, con la voglia di costruire qualcosa, di dare un seguito a questo giver's gain, quindi dare per ricevere, affidabilità, complementarietà di tutte le attività, di tutte le professioni, per lavorare insieme. Persone che sono entusiaste di quello che fanno, quindi che sia un'attività professionale, che sia un'attività imprenditoriale, e che quindi si alzano alle 6 della mattina per essere puntuali alle 7, e non solo per far colazione, ma per scambiarsi idee e referenze soprattutto. E dopo neanche un anno direi che le risposte sono buone. Sono ottime le risposte sia dal punto di vista dell'affidabilità dei membri, e quindi il fatto che si possa contare veramente su ciascuno di noi da parte degli altri, quindi la validità delle referenze, l'efficacia del passaparola, e diciamo anche in termini di volume d'affari. Come si può ancora allargare questa rete, considerando che voi fate per settore c'è solo un rappresentante?
Ma diciamo che il segreto di BNI, per quanto possa sembrare strano ad una prima occhiata, in realtà è quella della specificità. Nel senso che la specificità dell'attività, anche professionale per quanto mi riguarda, è il segreto di BNI, perché si trovano forme di collaborazione prima inimmaginabili e quindi i tuttologi al giorno d'oggi non esistono. Che tipo di affari e rapporti ha ottenuto a livello personale in questo quasi anno? Allora, ho innanzitutto conosciuto persone motivatissime in quello che fanno e le brave persone di cui ci si può fidare. Questo, a mio parere, è la cosa fondamentale. Questa affidabilità e questa serietà si è riverberata anche sul piano professionale e imprenditoriale, per cui persone con le quali si ha il piacere di lavorare. Gli obiettivi del futuro quali sono? Estendere il capitolo anche fuori da Faenza? Dunque, estendere il capitolo fuori da Faenza, diciamo che è in costruzione il capitolo di Forlì, per cui noi rimaniamo territorialmente insediati sul territorio di Faenza. Gli obiettivi sono quelli di incrementare sempre più il nostro volume di affari, di divertirci lavorando insieme e cercando di essere il più possibile complementari, e anche nell'allargare ad altre attività e ad altre professioni il nostro capitolo. Dico una battuta, i nuovi e i veri imprenditori si alzano alle 6 del mattino. Assolutamente sì, con piacere di alzarsi alle 6 del mattino.